guardi, io non credo sia, voglio dire, un sacrificio così grande se per un anno rimaniamo nella nostra splendida regione che tra l'altro ha tanto da offrire, dal mare alla montagna, al lago, al delta, alle città d'arte, le colline, insomma questa è una regione che fortunatamente offre tutto e ripeto, se qualcuno proprio non vuole stare in Veneto perché magari lo conosce già bene e ha desiderio comunque di muoversi anche al di fuori dei confini, anche per sentirsi più in vacanza, che vada al sud, voglio dire. È un vero e proprio appello a evitare le spiagge della Croazia e dei luoghi più colpiti dal Covid, quello che arriva in questa fine di agosto dall'assessore regionale al turismo Federico Canerra. Se tanti sono i rientri come conferma il traffico sulle principali arterie del Veneto, molti sono anche quelli che stanno guardando a settembre e all'ultimo scorcio d'estate per concedersi una vacanza. E così parte il messaggio anche e soprattutto alla luce dei tanti casi di vacanzieri che rientrano positivi al Covid dal paese balcanico, a Treviso più che altrove, come continuano a confermare i report dell'ULSS. Non è tanto il fatto che ci sia il virus che circola in Croazia, ma che la Croazia non abbia preso delle misure necessarie, perché mi dicono, ma guarda, questa cosa avviene soprattutto nelle discoteche, nelle situazioni dove ci sono i giovani che diciamo si confrontano molto tra di loro, parlo della Croazia. Sì, è vero, però poi questi giovani girano in tutto il paese, in tutte le località turistiche e anche i meno giovani che poi vanno al negozio piuttosto che al panificio da qualche altra parte rischiano il contagio e non mi risulta, e lo dico perché me lo dicono i vacanzieri veneti di rientro, che siano state prese delle precauzioni, quindi l'uso della mascherina, l'uso del gel, insomma il distanziamento sociale, tutte quelle precauzioni che invece il Veneto ha preso. Sembra quindi passato un secolo da quando la Croazia, terra peraltro di elezione per tanti trevigiani, chiedeva ai tedeschi di scegliere il suo Adriatico perché Covid-free. Ora siamo nel paradosso di dire che mentre il Veneto ha subito questo in un periodo antecedente e ora è sicuramente in una situazione migliore nonostante appunto l'aumento di contagi che negli ultimi periodi abbiamo visto, però ricordiamo che sono comunque tutti o in gran parte asintomatici, la Croazia invece è nel pieno di questa emergenza